proposta. Invece per quanto riguarda la riorganizzazione del settore autostradale a pedaggio, ANAS non può, intanto diciamo, per partecipare a questo mercato non possiamo avere condizioni in cui un'attività sussidi l'altra e quindi non possiamo avere flussi economici che vengano dal rapporto diretto tra Stato e ANAS sul settore di strade non a pedaggio che vadano a finanziare investimenti di mercato sul settore a pedaggio. Noi oggi siamo già presenti come azionisti in questo settore. Riteniamo che per essere azionisti efficienti dobbiamo esserlo con risorse definite e segregate rispetto alle risorse che derivano dalle altre attività. In questo senso riteniamo necessario, abbiamo deliberato la separazione societaria delle partecipazioni che attengono a questo tipo di attività, non tanto dal punto di vista organizzativo, ma in quanto fondi di finanziamento, flussi di finanziamento su quel tipo di attività, in modo che non ci sia commistione tra finanziamenti pubblici che vanno a finanziare l'attività core dai flussi di finanziamento che vanno a finanziare invece iniziative sull'attività di investimento stesso. Sicuramente siamo già presenti come su Montebianco, sull'autostrada Asti-Cuneo, sulle concessioni autostradali venete, nella società SITAF. Ovviamente il ruolo che può giocare ANAS in questo tipo di attività è quella di essere un soggetto che interviene o che dà un'opportunità di intervento lì dove il mercato non ha una soluzione efficiente. E questo è una risorsa per lo Stato, perché ci sono moltissime condizioni in cui lo Stato si trova, come nel caso della Pedemontana, sostanzialmente a non avere altra soluzione che non cercare di negoziare con il soggetto che è concessionario dell'autostrada. Anche la risoluzione contrattuale diventa di fatto una soluzione praticamente non realizzabile lì dove non c'è un'alternativa industriale alla concessione stessa.